Buon pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Gendoso qui per commentarvi la 17ª giornata di Serie D Girone B di Palermo che vede affrontarsi Palermo Futsal Club e Oratorio San Vincenzo. Palermo è il migliore attacco e la migliore difesa, ma nel frattempo inizia anche la sfida con Russo che subito regala un grande dribbling che cerca con la punta la porta, poi Calì respinge e dopo 5 secondi la prima occasione della partita è subito di stampo biancazzurro. Pinnici per Leto di prima, secondo palo e all'aria con il destro. La parata di Presti Giacomo, ma risponde anche il Palermo Futsal Club. Cangemi, sempre molto tecnico il taglio alle spalle, la sblocca l'Oratorio San Vincenzo, palla geniale da parte di Cangemi e gol. E poi Di Russo che fa un cuore verso la telecamera, sblocca il risultato 0-1. Vivarelli finta con il destro, va col mancino, può concludere, poi invece il taglio verso l'area, non è una brutta idea. Forse poteva anche per concludere. Letto vince il rimpallo, scambia per Vivarelli e la pareggia il Palermo Futsal Club. Palla geniale di Alessio Letto che serve il compagno che porta vuota, aggancia e poi spedisce in rete 1-1. E Russo contro Calì, va Russo che calcia, sceglie la potenza, batte Calì ed è 1-2. Ottimo di Catanzaro su che salta anche la Fiura. Catanzaro per Russo, palla ancora col mancino, batte nuovamente Peppe Calè ed è 1-3. Palla centrale per Catanzaro in mezzo a due, rubano palla, poi Alario il palo interno, tanta sfortuna adesso per lui. Di Mariano il taglio, la Grazia, palo gol ed è 1-4 risultato adesso. Chissà che magari abbia qualche cartuccia ancora da giocare. Poi Di Mariano 1-5 risultato, arriva sul secondo palo dopo la grande palla del compagno. La Fiura su John, una doccia freddissima su John col mancino sotto l'incrocio, che gol, 2-5. Forse è uno schema per la conclusione, la palla è passata e trova anche il 2-6, Ricco Bono. Cangemi in mezzo a due, Billitteri, Chinnici, si continua tutto regolare su John, calcia, Presti Giacomo fa un grande intervento, gioca con il quinto uomo, c'è l'inserimento di Letto, poi ci ha ripensato, ancora la Fiura, sempre Chinnici, la Fiura, vediamo se cerca il secondo palo, palla rimane lì su John, la deviazione, doppietta personale per il numero 8, fa 3-6. Finisce la Fiura, scambiano i due, Billitteri è solo, potrebbe cercare i compagni, cerca con la punta, sbaglia tutto Billitteri, poi cerca la porta, che non viene trovata però da Catanzaro, che ha fatto però benissimo a calciare. La Fiura, Billitteri per Sujon, Leto e Presti Giacomo chiude ancora la porta, una saracinesca quest'oggi. Entra Calline, fa tempo, calcia! E Russo chiude la partita 3-7 sul con la prima porzione di pubblico. 4 secondi, 3 secondi, forse è l'ultima occasione, vediamo, fischietto in bocca, Tipice fischio e vince la San Vincenzo, 3-7 risultato contro un Palermo Futsal decisamente da rivedere.